Il ganadora della medaglia di oro, representing Italy, Sara Maragno. Medaglia di plata, representing Italy, Gaia Maragno. Che potessero arrivare così in alto, forse davvero non ci credeva nessuno, neppure loro. Sara, 23 anni, Gaia, 18, sono le Maragnos Sisters di Campo San Piero, le regine del nuoto che i campionati del mondo per atleti sordi che si sono tenuti a Buenos Aires dal 14 al 19 agosto hanno vinto tutto o quasi, migliorando quanto già di spettacolare avevano fatto alle Olimpiadi in Brasile nel 2022. 5 medaglie individuali e 3 nelle staffette, 3 d'oro, 4 d'argento e 1 di bronzo per Sara, 2 medaglie individuali e 3 nelle staffette, 3 d'oro e 2 d'argento per Gaia. Un orgoglio per i genitori Mirko e Michela, un orgoglio per il coach Walter Biasin, che sui social scrive: medaglie sofferte e volute, godetevele perché tra poco rientreremo in acqua. Ho sempre voluto che le mie figlie, sorde dalla nascita, facessero sport, racconta mamma Michela, ma all'inizio nessuno le voleva in piscina. Adesso gareggiano anche nelle competizioni della Federazione Italiana Nuoto, ma non è stato facile e le barriere sono ancora tante. Rientrata a Campo San Piero lunedì, Sara, che è laureata in scienze motorie, in vacanza, Gaia invece sta studiando. Qualche giorno di riposo per poi ripartire. Nuove vasche e nuovi traguardi le stanno aspettando.